presente contro passato, Liverani contro Ranieri, e non poteva che vincerla Ser Claudio Ranieri, perché Ranieri capisce subito che il punto dolente della Salernitana è la linea difensiva troppo alta. Infatti nel primo tempo si vede Ranieri che dice di scavalcare con lanci lunghi sia a Zappa sia a Dossena e Mina il centrocampo per cercare di sorprendere la Salernitana, ed è proprio lì la Salernitana le soffre, perché il gol arriva proprio su una verticalazione sulla Padula che è sempre lì sul filo del fuorigioco. Non poteva essere fuorigioco, è 1-0 per noi, ma c'è anche un lancio bellissimo su Jankto che se lo divora, poi pescato in posizione irregolare, ci annullano anche il 2-0 e poi arriva il 2-0 meritato con Gaetano. Ancora una ripartenza, dopo la Salernitana non lascia dietro nessuno. Nandez fa una palla bellissima che cantava per Orisano, che con i piedi che ha non può non fare 2-0 per noi. Il 3-0 arriva di Shomurodov. Ragazzi, Shomurodov penso che sia il nuovo acquisto. Oggi un Shomurodov per gran parte della stagione non pervenuto, oggi fa tutto bene, corre, combatte, gioca di piedi, direi oggi 3 milioni nel secondo tempo. Eldor Shomurodov. Fatto sta che nel 3-0 forse abbiamo quelle piccole disattenzioni, siamo una squadra che non è abituata a gestire il 3-0. Prendiamo il 3-1 e prendiamo anche il 3-2, rischiamo, questo è vero, ma ci pensa ancora Shomurodov, 4-2 con un gol di classe, rientra su sinistro su un errore di Fazio, prova il pallonetto su Ochoa che respinge, e ancora Shomurodov che fa un gol degno da attaccante vero. La parità finisce 4-2, soffriamo, ma diciamo che oltre a quel rischio sul 3-0 che ci siamo fatti rimontare 2 gol, non abbiamo mai sofferto per davvero. 4-2 è il risultato giusto, sicuramente c'è da migliorare perché ragazzi è una squadra che vince 3-0 non può prendere 2 gol su disattenzioni così, ma ripeto siamo una squadra che forse non ha, nel corso del campionato non è mai stata in questa situazione, quello di gestire un risultato così ampio, e ci può stare che serva di esperienza per la volta prossima. 3 punti che sono pesantissimi, che forse condannano la Salernitana di Liverani, però noi c'è ancora da lottare perché non abbiamo fatto ancora nulla. Il Sassuolo vince contro il Frosinone, insomma una lotta a salvezza ragazzi è ancora tutta a giocare. Fatto sta che noi ci teniamo e festeggiamo questi 3 punti importantissimi, abbiamo la testa già sabato prossimo a Monza. Commentiamo insieme la partita ragazzi, lasciate un like al video, ricordatevi anche di seguirmi nel mio canale e ricordatevi sempre ragazzi, sempre Forza Cagliari.